Le zone blu ormai, hanno 25 anni, nel senso che 25 anni fa avevo iniziato a studiare, il fenomeno della longevità in Sardegna e quando poi abbiamo pubblicato i primi articoli che hanno suscitato un certo interesse a livello della comunità scientifica internazionale, anche altre popolazioni hanno chiesto di essere vagliate per vedere se avevano lo stesso livello di longevità. Francamente non avrei mai pensato che questo concetto di zona blu, che ci tengo a dirlo è nato in Sardegna, che quindi è stato formulato grazie ai dati che avevamo a disposizione in quest'isola, sarebbe diventato un qualcosa di eclatante a livello mediatico. Il colore blu è stato del tutto un caso, bisogna dirlo subito, cioè all'epoca io avevo un pennarello di colore blu e andavo a segnare i vari comuni della Sardegna che presentavano il fenomeno della longevità e quindi poi alla fine, dopo 5 o 6 mesi di lavoro, è saltata fuori questa area, questa nuvola di puntini blu, per cui quando poi abbiamo deciso di pubblicare gli articoli scientifici abbiamo mantenuto questa indicazione del colore blu e quindi abbiamo coniato il termine di zona blu. Aggio cumplito 95 anni, il ringraziglio di cuore a Dio. Abusi più non posso farne, che è passato c'era tempo mio. Quando m'ammento di che danni, non pago più manch'io. Pal destino di Dio o per natura, l'uomo pa sempre non dura. Senti, la gioventù in prima fiori, e sa che non Dio invecchia mai. A vario tempo traditore, ma ha recato la cadente età. Ancora è un semplice traballatore, magari con poca abilità. Abilità e bello non ha io, però la parte mia la faceva. Quando io ad andare a lavorare, notte mia freddo e né caldo. Oggi piove posso andare mattina e ne a tardo. Se qualche volta a lavorare mazzaldo, vengo al punto di cascare. Non conviene manco a fare danni perché lo tempo è giudeo. Ho compiuto 95 anni e ringrazio di cuore a Dio. La vita era una vita semplice, però eravamo molto contenti perché venivano le feste e sentivamo proprio il desiderio della festa. Adesso tutti i giorni le feste, nessuno si diverte come ci divertivamo noi. Quando veniva la stagione del mare, Si facevano delle feste in famiglia e d'inverno il carnevale o si andava a ballare. eh, E era ci una vita. divertivamo così. Si faceva il minestrone, eh, pentoloni di minestrone per anche 2 giorni e quello era il mangiare quotidiano. La colazione il latte sempre. Poi si mangiava molto ricotta dal latte che si producevano Del formaggio. il formaggio. No, cioè dalle vesti che avevamo noi, Sì. praticamente si aveva il latte e si faceva il formaggio e poi la ricotta, lo yogurt e tutte queste. Il Ecco, burro. questa era l'alimentazione. Però il pasto proprio era il minestrone. Minestrone d'inverno, D'inverno. d'estate. Ed estate il minestrone di verdura. Minestrone di verdure, sì. Sì. E la carne la mangiavamo, la carne la mangiavamo quando si ammazzava il maiale, Sì. a Pasqua. Il capretto. A Pasqua si mangiava il capretto, Eh. poi a Pasqua l'agnello, L'agnello. non il capretto. Il capretto a Natale. eh. Quindi la carne noi praticamente. Oppure il porcetto. Il porcetto.
Ma si mangiava in occasioni, erano in Cioè la occasioni di carne non si festa. mangiava tutti i giorni No, come si no, mangia no, no, si adesso. mangiava forse una volta al mese. Sì, e al mese. Una volta al mese, una Eh volta sì. all'anno. No, no, una volta all'anno no, perché c'era Natale che si mangiava e si consumava subito perché non c'erano i frigoriferi. Invece per il maiale cosa si faceva? Si metteva sotto sale le costole, è vero, per durare. Sì, sì, sì. E quello serviva per esempio durante il condimento durante l'inverno. C'era il lardo. C'era il lardo che quello era il condimento praticamente come adesso si usa per l'olio. eh, Allora c'era il lardo. Ho avuto dei passaggi che mi hanno tormentato troppo, però sono andata avanti fino a 92 anni. Non posso dire che sono stata sempre felice, assolutamente no. Cioè una felicità fasulla, perché a perdere, a mancare la compagnia da 30 anni, già 30 anni, è tanto. Però non mi è venuta mai l'idea di rifarmi una vita. E mi manca tanto di non andare più in chiesa, perché io tutte le domeniche dovevo andare a messa. Adesso mi manca, quello mi manca. Sinceramente quello mi manca. La longevità per me dipende da molti fattori. Un primo fattore è la difficoltà di vivere in questo ambiente. La geografia della Gallura, come sappiamo, è particolare. È difficile trovare terreno fertile per arare, quindi è una zona adatta molto per la pastorizia. Comunque il pastore ha cercato di vivere in questo territorio sfidando, combattendo tutte le difficoltà della vita. Ha imparato dagli alberi che hanno resistito al vento, alle intemperie, alla siccità. Ha imparato anche dalle rocce che si sono lasciate anche trasformare, modificare, assumendo forme anche umane. Ha anche lui lottato sempre contro le difficoltà e ha imparato, ecco, da questi agenti che bisogna lottare. Per vivere bisogna lottare sempre e bisogna faticare, bisogna lavorare. Faticare per portare il cibo a casa, per offrire il vino a un ospite, ecco, per i figli che erano numerosi, erano 9, 10 figli. Lavorare, noi dicevamo, da soli a soli, dall'alba al tramonto. Anche il vecchio era utile. Ecco, serviva magari a conservare il fuoco sempre acceso, però era sempre a casa ed era il saggio, il sapiente, ecco, che dava consigli come vivere e come andare avanti nella vita. Secondo fattore, secondo me, è la solidarietà che c'era tra i poveri. Ecco, la solidarietà delle donne, prima di tutto, che si riunivano nelle varie famiglie per fare il pane a turno, oggi in casa mia, domani in casa tua, dopodomani in casa dell'altra, e facevano il pane insieme. E poi facevano i dolci insieme. E poi erano capaci anche di trovarsi, se un figlio andava all'università e tornava dopo gli studi universitari o anche durante le vacanze, tornava, si riunivano per sentire il figlio che leggeva un romanzo. Erano molto avidi di conoscere, di sapere, e lo ascoltavano volentieri. E poi erano solidali se c'era un ammalato, lo visitavano, e solidali se c'era la malattia, se c'era la morte. Dicendo il rosario. Ah, il rosario si dice. Sì.
Perfetto, Mia madre era una persona molto forte, un carattere impressionante, molto volitiva, cioè le cose le faceva magari anche con sacrificio, però era molto volitiva, cioè era molto costante. Si è messa a lavorare che aveva circa 44 anni, è andata direttamente negli alberghi della Costa Smeralda, che allora era nella nascita, era i primi anni, e infatti la Costa Smeralda era nata proprio in quegli anni lì. E lei ha iniziato faceva la governante dopo, però faceva le cose delle pulizie. Aveva delle amicizie, io ne dico una importante, Ringo Starr, quello del famoso cantante, no? Che aveva fatto amicizia con lei, accompagnava mia madre, o si faceva accompagnare con un'auto, lui aveva la casa giù a Portocervo, veniva a Arsachena a comprare il latte e il formaggio di capra. Per loro era una cosa differente, logicamente. Questa è una cosa che mi era rimasta un po' perché una volta l'ho visto anch'io, cioè è capitato che ho visto. E ho visto il rapporto che c'era, lei era molto, diciamo, affabile, nel senso che era molto disponibile, no? Anche se un po' scontrosa, un po' una persona un po' strana, molto di carattere molto forte. Per fortuna in un articolo del 2021 avevo pubblicato una cartina aggiornata della longevità in Sardegna, dove devo dire che il comune di Arzachena spiccava tra tutti gli altri comuni della Gallura per la sua longevità, che era apparentemente abbastanza vicina, un po' inferiore, ma abbastanza vicina a quella della Barbagia dell'Ogliastra, e questo fatto era assolutamente inatteso, perché nessuno può a priori dire perché c'è la longevità nella Gallura. Io penso che alcune caratteristiche che sono tipiche della zona blu barbaricino-ogliastrina siano anche comuni alla Gallura. Lavoravo nella cooperazione internazionale non governativa, fino al 2017 ho vissuto in Brasile, prima in Argentina. Poi con mia moglie abbiamo deciso per me tornare, per lei trasferirsi in Italia e in Sardegna e ad Arzachena. La scelta era anche perché io ho comunque una traiettoria qua in Sardegna che è nata, come molti di noi continentali, come turista da ragazzo, no? Avevo 14-15 anni. Poi nel tempo ci siamo sempre più radicati, quindi sentiamo di avere un'appartenenza ormai a questo territorio. Quindi è nata l'idea di avviare una piccola attività, una piccola azienda agricola proprio qui, e siamo partiti di fatto nel 2018, diciamo. 2017-2018 è stata la prima stagione in cui abbiamo iniziato anche a coltivare. Abbiamo iniziato a coltivare il grano senatore Cappelli, una varietà storica che in Sardegna è stata poi rilanciata da metà degli anni '80, soprattutto da piccoli produttori biologici. La vita l'ho fatta sempre senza inganno di nessuno, quanto ho potuto, non ho ingannato mai nessuno, ho fatto quello che potevo fare. È un gioco di rotta, a volte va male, a volte va bene, ma più volte va male che bene. Ma comunque la vita è così, siamo stati giovani, lottati ancora, c'è sempre cose da scoprire. Oggi siamo molto fragili, molto deboli, andiamo al supermercato, abbiamo tutto. Non sappiamo combattere, non sappiamo lavorare, sacrificarci. E siamo dinanzi alla televisione, abbiamo il telecomando, comandiamo soltanto telecomando. Poi il vecchietto, una volta che finisce di lavorare, di ufficio o quello che fa, è messo da parte, un cantuccio lì dinanzi alla televisione fa altro. Invece il vecchio voleva vivere perché era importante, doveva soffiare anche il fuoco, ma era importante questa presenza. Era il consigliere della famiglia, era colui che metteva in pace la gente del rione che potevamo aver bisticciato. Ecco, noi vediamo magari le arance, vediamo le ciliegie, però non dobbiamo dimenticare che ci sono le radici. Se abbiamo i mandarini è perché una cosa che non si vede, le radici, ecco, producono la linfa per avere naturalmente le arance.
stato molto affascinante l'incontro con gli anziani di questo territorio, perché sono la vera memoria, no? La cosa bella è che quando ancora ad oggi arrivi in qualsiasi comune della Sardegna trovi il circolo degli anziani che seguono l'ombra durante il giorno, dove scambiano e portano avanti la loro vita, la quotidianità. Nel nostro caso sempre legato al mondo agricolo e nello specifico dei frumenti e dei grani antichi, ci si sono molto aperte le porte, molta curiosità, soprattutto gli anziani in maniera molto anche allegra, se vuoi, no? La curiosità di dire ma che ci fa questo continentale qui con il tricucossu che è quasi dimenticato, o comunque è cosa degli anziani che molti hanno portato avanti, grazie a loro ci sono queste sementi e grazie a loro si mantengono le tradizioni della semina, della raccolta, dell'agliola, no? Che è il momento della trebbiatura, come fatto anche antropologico, culturale, non soltanto come fatto produttivo, anche perché se guardiamo le quantità sono minimi. Però il rapporto è sempre stato ottimo proprio per il fatto, una grande apertura, un grande piacere di vedere questa condivisione. Come gli dico, ho cercato di lavorare sempre per andare avanti e più che altro di non far male a nessuno, a quello che ho potuto. Se poi a qualcheduno l'ho offeso, non lo so. Sicuramente l'ho offeso, a qualcheduno l'ho offeso. Il proverbio dice non fare mai quello che non vuoi da farti, quindi uno se fa bene si aspetta bene, magari non l'abbia, però è sempre una speranza, ma uno quando fa male può aspettarsi anche il peggio. Sono tranquilla e serena, senza tempo, io sono senza tempo. La vita è così, Stia pure tranquilla che non cerca altro niente lei, la vita. Tutte le notti mi addormento prendendo il sonno, ma il sonno non vuol venire mai. Torna sempre tardi, torna sempre tardi. Questo sonno è un porco, non viene mai. C'erano alcuni dati, non in tutti i comuni, ma per esempio nei comuni come Arzachena, anche La Maddalena, che facevano pensare ad una longevità piuttosto spiccata, magari non allo stesso livello di quella registrata in Ogliastra e in Barbagia, però abbastanza interessante. Quindi forse adesso è venuto il momento per studiare anche la Gallura. Con